Lo sbarco, di come è arrivato. Questo libro parla proprio degli accordi che ci sono stati tra la mafia, l'America, e quindi c'è proprio tutto un filone, un collegamento per cui non sono sbarcati qui e c'è tutta una storia, cioè noi siamo state le vittime. Sicuramente, però va affrontato localmente. Questo di che parla? La guerra del Questo è stesso il bandito Giuliano, questo parla appunto del bandito Giuliano e dell'epopea, insomma, da quando è diventato latitante fino a quando è stato ucciso. Questa storia segreta della Sicilia, sempre dallo sbarco alleato a Portella della Ginestra, ecco, che racconta anche questo libro, anche Giuseppe Casalubea, che è figlio di questo film, figlio di una vittima di Portella della Ginestra, ha raccontato come comunque sono andati. Questo, Attilio Giovanni, l'uomo della rabbia, è un libro scritto da Barletta che parla di uno degli esponenti più importanti del movimento indipendentista siciliano, di un esponente di Caltagirone che era appunto Attilio Castro Giovanni. Antonio Canepa, Il separatismo siciliano, questo è un libro scritto da Lino Carrubba che parla del personaggio Antonio Canepa e che quindi dell'uomo che divenne il comandante dell'esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia. Briganti di Sicilia invece è un libro che comunque è un libro che parla, insomma, del brigantaggio in Sicilia prima dello sbarco, insomma, dell'arrivo dei piemontesi in Sicilia, e quindi parla del brigantaggio in Sicilia sia da quel periodo, parte da quel periodo, dal periodo dello sbarco dei piemontesi, l'arrivo dei piemontesi fino alla seconda guerra mondiale. Sicilia contro i Toli, invece questo qua è un libro che parla direttamente e prettamente del separatismo siciliano e quindi del movimento separatista siciliano. Questo è un esempio questo è Alberto Micalizzi, Frammenti di memoria, il movimento per l'indipendenza della Sicilia riposto, è un libro che parla del movimento indipendentista e delle sezioni che c'erano a riposto e quindi delle fibrillazioni che c'erano in quel periodo, il periodo dopo la seconda guerra mondiale, insomma di come il popolo in Sicilia si era organizzato e aderiva in tutte le parti della Sicilia al movimento indipendentista. Abbiamo altri libri qua, la tesi di laurea del dottore Gastriciano. Questa tesi di laurea è una tesi di laurea che ho fatto sul separatismo siciliano, i rapporti con Cosa Nostra e comunque i rapporti che aveva Cosa Nostra con la democrazia cristiana. Cioè, parto dall'attacco nella baia di New York da parte di tedeschi e italiani nei confronti delle navi mercantili che uscivano da New York, dall'America, fino ad arrivare il collegamento per cui c'è stato lo sbarco americano in Sicilia, collegato con la mafia americana e quella siciliana, e poi successivamente l'inserimento della mafia all'interno della democrazia cristiana. Va bene, grazie dottore Gastriciano. A me sorprende.